Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo primo appuntamento odierno con i nostri live news dal Friuli Venezia Giulia con Linea Mattina Friuli TV. Apriamo subito con gli aggiornamenti di cronaca e partiamo da Trieste. Ammonta a 138.000 euro la somma che l'ex direttore di filiale per il Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia del Demanio, Roberto Fusari, che oggi ha 70 anni, dovrà versare all'amministrazione secondo la Corte dei Conti in seguito alla condanna patteggiata a 1 anno e 11 mesi di reclusione, sospesi con la condizionale, per episodi di turbativa d'asta e corruzione. Fusari fu riconosciuto colpevole di reati legati a gare d'appalto, tra cui ad esempio la vendita di 30 bunker metallici ancora al suolo tra Udine e Gorizia, servizi di pulizia e manutenzione di aree verdi e dell'ex palazzina infettivi dell'ospedale militare di Trieste, dell'ex deposito lubrificanti militare a Muggia. Come ricorda oggi il Messaggero Veneto nella notizia che ha dato in anteprima, alcune gare erano state pilotate tra il 2009 e il 2012, privilegiando alcuni imprenditori dando alle gare stesse scarsa pubblicità, fornendo nei bandi informazioni imprecise, indicando prezzi di vendita eccessivamente bassi e soprattutto compiendo irregolarità nella apertura delle buste dei candidati all'appalto. Cambiamo argomento e parliamo di trasporto pubblico locale. La ripresa della didattica in presenza al 100% rappresenta un punto imprescindibile per l'amministrazione regionale, ferma restando l'applicazione di tutti i necessari protocolli di sicurezza per evitare un aumento dei contagi da Covid-19. Agli studenti va infatti garantito il ritorno in aula e alle relazioni interpersonali dirette con insegnanti e compagni di classe. Lo ha sottolineato l'assessore regionale di infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti al termine del vertice che si è tenuto nella giornata di ieri in prefettura Trieste in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2021-2022. Restiamo nel capoluogo regionale. Una sorpresa inaspettata che premia l'ufficio da me rappresentato e che può essere una punta di orgoglio per la città di Trieste, che può vantare una procura considerata attrezzata in materia ambientale, tema prioritario secondo me oggi e nei prossimi anni. Così il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, ha commentato il premio conferito alla Procura Giuliana da Lega Ambiente per l'impegno in questo settore, nel corso di Festa Ambiente, la storica manifestazione svoltasi a Ripescia in provincia di Grosseto. Sempre nel capoluogo giuliano e poi chiudiamo. Ieri pomeriggio gli agenti della Volante della Polizia di Stato di Trieste hanno denunciato per danneggiamento aggravato un kosovaro di 22 anni. In palese stato di alterazione alcolica ha danneggiato le mura in cartongesso all'interno di una pizzeria in via Oriani. Giunte alcune segnalazioni alla sala operativa della questura tramite il numero unico d'emergenza 112, una volante si è recata sul posto. Accompagnato successivamente in questura, dopo le formalità di rito, il kosovaro è stato deferito in stato di libertà alla locale procura della Repubblica. Ieri, inoltre, il personale della Polizia Ferroviaria ha denunciato per false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità un senegalese di 36 anni. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live del mattino, vi diamo appuntamento nel primo pomeriggio con Linea Giorno, ulteriori aggiornamenti chiaramente sul nostro sito www.friulitv.net. Buona mattinata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire.
campagna di prevenzione dei problemi uditivi, acustica friulana, test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce, un'occasione da non perdere.